Questa trasmissione è offerta da Aziende Vitivinicole Valle. Eccoci con il sindaco di Cutrio, il dottor Eliano Bassi, che è medico anche della cittadina della nostra regione così importante. Benvenuto sindaco al punto qui a Telefriuli. Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato. La ringrazio perché lei so che fa un lavoro molto delicato, quindi ci ha dedicato questo spazio proprio tra la professione e l'impegno amministrativo. Bene, allora la situazione a Butto in questo momento com'è? Quindi anche dal punto di vista sanitario, ma in generale. Ma dal punto di vista sanitario la situazione ma mi sbilancerei a dire quasi che è buona, mi sbilancerei a dire che è buona. Abbiamo avuto un periodo molto difficile a inizio anno, in particolare fra febbraio e marzo, che abbiamo affrontato di petto, cioè l'amministrazione comunale si era organizzata bene, avevamo organizzato un punto tamponi, avevamo investito un momentino sulla prevenzione del Covid e questo ha dato buoni risultati, nel senso che facevamo i tamponi 2 volte alla settimana in un centro pubblico organizzato fondamentalmente dalla Protezione Civile e gestita da noi medici, e in più ogni giorno in ambulatorio, appena c'era qualcuno che aveva dei sintomi, pensavamo un momentino di tamponare la persona, più eventualmente i familiari, qualora ci fossero dei positivi. In questo modo siamo riusciti ad agire, diciamo, d'anticipo sulla malattia, cioè non lasciavamo che andasse avanti. E nonostante questo abbiamo avuto anche noi ovviamente i nostri morti, i nostri casi, però insomma penso che dovendo in realtà quasi improvvisare cosa fare, mi sembra che la cosa sia andata in fin dei conti bene. Adesso abbiamo pochissimi casi di positività, per cui sono quasi tutti giovani, per cui sono cose banali che sono... C'è anche la vaccinazione, no, che dà una mano in questo momento, per cui sì. Sì, beh, questo sicuramente è per certi versi la soluzione del problema. Non so se la soluzione definitiva, ma sicuramente la soluzione momentanea del problema. Ormai gli ultraottantenni sono praticamente tutti vaccinati, stiamo scendendo di età. Noi facciamo quello che possiamo in casa degli assistiti con le risorse che abbiamo, perché il vero problema sono i pochi vaccini che riusciamo ad avere, ecco, non la poca volontà di vaccinare. Quindi. Certamente. Sì, quindi ecco, senta, però i lavori, diciamo così, dell'amministrazione vanno avanti. A che punto siete con i lavori, con la manutenzione, con i progetti che avete, insomma, in cantiere? Guardi, allora, noi abbiamo 2 grossi lavori che sono in corso, che sono la costruzione della nuova scuola media e la ristrutturazione della scuola elementare. La scuola media noi speriamo, anzi dobbiamo necessariamente terminarla entro luglio in modo che i ragazzi possano entrare per il prossimo anno scolastico. La scuola elementare invece verrà completato a breve il primo lotto e subito dopo inizieremo un secondo lotto che ci permetterà di avere la scuola utilizzabile non per l'anno scolastico 21-22 ma per il 22-23, per cui con il 22-23 noi avremo le scuole praticamente nuove in centro al paese, che è una novità, ma soprattutto si libererà la scuola media che è nel comprensorio di Villa Florio.
e siccome noi stiamo investendo in modo interessante su Villa Florio, quello spazio ci tornerà estremamente utile per metterci dentro dei contenuti importanti che stiamo in questo momento pensando. Il periodo del Covid in realtà è stato sì un periodo di pausa, ma anche un periodo di riflessione sul come fare le cose meglio. E pensiamo insomma di aver fatto, o almeno di aver progettato le cose meglio. Adesso vediamo un momentino come tutto Ecco, questo ho visto andrà che avete fatto avanti. molti progetti di pubblica autorità per dare una mano anche a chi ha bisogno, insomma, nel limite del possibile siete intervenuti, questa è una Beh, cosa noi bella. abbiamo cercato di fare quello che si poteva. È chiaro che le amministrazioni comunali non hanno grandi risorse. Eh, Noi un po' ci siamo affidati alla generosità della gente, c'è poco da fare. Abbiamo aperto Sì. 2 conti correnti e la gente ci ha aiutato. Poi certi risparmi li abbiamo destinati alle attività produttive che si erano dovute fermare e abbiamo dato l'aiuto che potevamo dare ed effettivamente mi sembra che ci sia stata una risposta di forte gradimento da parte di queste persone. Ora dobbiamo vedere un attimino perché la quota che ci è rimasta volevamo metterla un po' in investimenti di queste attività, però ci stiamo ancora lavorando su e stiamo un momentino, siamo ancora con i lavori in corso sul cosa fare. Certamente questa seconda o terza ondata di Covid ha aggravato ulteriormente la situazione, per cui non riusciamo ancora a valutare esattamente quale sarà la ricaduta di tutto questo, soprattutto in termini economici. Adesso vediamo, comunque Butro in realtà ha una situazione abbastanza solida per fortuna, cioè, noi abbiamo alcune aziende qua in zona che onestamente sostengono l'economia in modo importante, per cui io In sono primis ottimista. facciamo fare il nome proprio tranquillamente della Danieli, che è un Sì. colosso mondiale, insomma, ecco. Sì, sì, beh, assolutamente, assolutamente. Poi un'azienda che ha sempre idee, in questo momento sta sorgendo proprio di fronte alla Danieli un nuovo centro di accoglienza, diciamo, di alto livello e io sono ottimista anche su un risvolto favorevole, soprattutto per quanto riguarda appunto l'accoglienza, il turismo. Io penso che la nostra zona abbia grandissime potenzialità turistiche ancora assolutamente inespresse e spero che prima o poi appunto la gente conosca e riconosca ciò che è il Friuli, no? Quindi sì, da questo punto di vista Eh, sono molto ottimista, ecco. Ecco, poi ho visto che avete un'iniziativa del Museo della Civiltà del Vino, che oltre a dare una mano all'economia di zona, fa battere il cuore a tutti i friulani, insomma, perché è il punto di riferimento della festa, insomma, anche una festa molto conosciuta in tutta Italia, è proprio questa festa un po' che si svolge a Butro, per cui state facendo anche una cosa, diciamo così, storica, ecco, con Beh, questo museo della... il museo regionale della civiltà del vino, noi contiamo di inaugurarlo entro fine anno, la nuova sede. La nuova sede sarà all'interno di Villa Florio, occuperà praticamente i 3 piani della parte sinistra di Villa Florio. Beh, io ho visto il progetto ed è un progetto estremamente accattivante, molto piacevole. Mm. Certamente noi abbiamo tutti i pezzi che ci sono stati donati da Geremia Nonini e sono circa 3.000 pezzi.
nel nuovo museo andranno il 10-20% di questi pezzi, andranno i pezzi più importanti. Gli altri rimarranno però visibili nell'attuale sede e probabilmente sarà anche lì attrezzata una struttura che sarà più che altro di studio. Ma il Museo della Civiltà del Vino, secondo me, potrebbe essere estremamente attrattivo perché racconta una storia, perché io che ho 65 anni, cioè ho i ricordi di bambino della vigna, della vite, della spremitura dell'uva, ma sono ricordi estremamente piacevoli di una socialità che non c'è quasi più. E io penso che un museo, una struttura di questo tipo sia molto utile sia per quelli che hanno vissuto quell'epoca, quindi per gli anziani, ma soprattutto per i ragazzi, per i giovani, quelli che non hanno mai visto queste cose, per cui credo in un'attrattività di... E poi il museo si pone in una zona dove il vino è cultura, no? Cioè, quindi, Certamente. no, quindi anche lì si racconta una storia, ma si racconta una storia che sta diventando una storia di grande qualità. Io quello che dico sempre, cioè a Butro qualunque cosa si faccia, che sia nell'ambito della meccanica o che sia nell'ambito dell'agricoltura, è caratterizzato dalla qualità Dalla altissima. qualità che poi Eh. dà lustro a tutta la regione, no? Poi, Ecco, però sì, no, volevo dire un'altra cosa. Proprio quello che abbiamo pensato in questo anno, un attimino di riflessione, è stato quello di non costruire solo un museo che guardasse al passato, ma pensare anche a un museo che guardi a quello che è l'innovazione nell'ambito della viticoltura, e della cultura del vino. Per cui avremo tutta la parte ricordi, ma avremo anche una parte che è futuro, cioè verso cosa si sta andando, quali sono le innovazioni, e quindi sarà un qualcosa di dinamico che cambierà ovviamente nel tempo, no? Man mano che ci saranno queste innovazioni. Vediamo. ecco, senta, Sindaco, in conclusione di questa bellissima chiacchierata, che ringrazio proprio per la sua disponibilità, la storia del dopo UTI com'è? In poche battute, così facciamo capire come è incastonato Butrio. Ma insomma, Butrio è entrato, fa parte praticamente con la fine dell'UTI c'è stata una divisione della nostra area ex UTI fra la comunità di montagna e in pratica quello che rimaneva della parte di pianura, diciamo, dell'ex UTI. I comuni sono rimasti più o meno gli stessi di prima, è uscito Manzano. Non so, decideranno loro cosa fare. Noi speriamo che la comunità alla fine comprenda tutti i comuni che c'erano prima, però chiaramente sono comuni abbastanza piccoli e una razionalizzazione è indispensabile, cioè non possiamo pensare che ogni comune abbia il suo vigile, che ci siano uffici. No, cioè, è una razionalizzazione dei servizi e anche un innalzamento di qualità dei servizi. Quindi io penso che il futuro sia quello appunto di una comunione di attività, di lavori, di progetti, anche perché si fa massa critica e si può pensare a una progettazione un momentino più importante rispetto a quello che può fare un singolo comune, magari anche piccolo. Bene, benissimo. Allora, Sindaco, grazie che ci ha dato diciamo, questa prospettiva di Butrio, di tutte queste belle novità. Naturalmente, grazie ancora, auguri a lei, alla sua amministrazione e a tutti i cittadini del Comune di Butrio, no? Quindi alla prossima. Grazie a voi, grazie a voi. Io spero che appunto la gente presto possa venire ad apprezzare quello che stiamo facendo a Butrio. Noi vi aspettiamo.
Questa trasmissione è stata offerta da Aziende Vitivinicole Valle.